A volte può bastare una semplice casualità per dare vita a rapporti solidali e costruttivi per il futuro. Prima del 29 maggio, Pieve di Coriano e Mirano, popoloso centro della provincia di Venezia, non si conoscevano nemmeno. Poi il sisma, la necessità di mettere in sicurezza e ricostruire, Mirano conosce Pieve di Coriano da una recente pubblicazione e decide così di raccogliere fondi da devolvere al comune terremotato. Sabato l'incontro nella cittadina veneziana tra le delegazioni dei due paesi, per suggellare un rapporto che anche nel futuro potrà riservare importanti collaborazioni. È nata tutta questa bella iniziativa, per cui adesso i rapporti li manterremo costanti, perché vorremmo anche seguirvi insomma, in questa ricostruzione in un periodo particolarmente difficile per i comuni, è questo che poi è ancora più grave. Ecco. L'incontro tra Mirano e Pieve di Coriano è avvenuto all'interno delle iniziative Il Parmigiano incontra la soppressa, promossa dall'Associazione Incontri Culturali tra Regioni e Associazione Difesa e Promozione della Cultura Rurale. La dimostrazione concreta che grazie a una solidarietà spontanea, scattata fin dai primi momenti successivi al terremoto, la collaborazione tra comuni sta ottenendo risultati molto più significativi di quelli raggiunti dalla politica nazionale. Se tutti noi, tutti nel vero senso della parola, facessimo la nostra parte, nel vero senso della parola, forse riusciremo a portare a casa qualcosa di positivo, riusciremo ad aiutare questi territori a rialzarsi in piedi.